Bentornati su Zwishenberg Channel, una settimana molto attiva questa qui a Padova, molte le notizie di cui vi daremo conto tra poco, subito dopo i titoli. Il nuovo regolamento di polizia urbana votato a Palazzo Morroni. La nostra nuova rubrica con l'angolo del web. E infine l'argine di Pencarola che cambia volto. Eccoci qua, avete visto i titoli, ma iniziamo subito questa edizione con quello che è successo questa settimana in Consiglio Comunale a Padova. Questa settimana infatti in Consiglio Comunale si votava per cambiare il regolamento di polizia urbana e cambiare i criteri di assegnazione delle case ATER. Ecco, durante appunto le sedute che ci sono state, che sono durate che ore 6, ci sono state anche delle manifestazioni fuori da Palazzo Moroni e il sindaco proprio ha affermato che farà pagare i servizi di pulizia a chi ha sporcato. Bene, sono passati appunto vari emendamenti sull'inasprimento delle pene per la polizia urbana e soprattutto c'è stata un pagare per quanto riguarda l'illegittimità della seduta, poiché forse, non si sa, si deve controllare, mancavano i numeri e in questo caso la seduta sarebbe nulla. Di questo vi daremo notizia nelle prossime edizioni perché attualmente non è ancora definita la cosa. Questa settimana sul tram APS c'è stata l'ennesima aggressione a un controllore APS, questa volta è stato morso e comunque si aumentano appunto non solo qui a Padova ma in generale le aggressioni ai controllori. Già ce ne sono pochi, quei pochi che ci sono ce li fanno pure fuori. Con una maxi retata della polizia sono finiti in manette esponenti dell'ex Mala del Brenta che facevano affari internazionali con la Colombia per lo spaccio di stupefacenti e altre attività criminali. L'operazione condotta dalla squadra mobile ha portato all'arresto di 9 persone. L'indagine era partita un anno fa da Abano Terme dove un cuoco aveva provato ad aprire i ponti con la Colombia e con questi trafficanti. Oggi è arrivata la notizia dalla giunta comunale che verranno sgomberati alcuni campi nomadi anche autorizzati, verranno ridotti come quello che c'era appunto a Chiesa Nuova che è stato recentemente sgomberato e pulito. L'argine che cambia a Selvazzano, un argine viene asfaltato prossimamente, vedremo come sarà riuscito questo progetto che in alcune altre città c'era già. Qui nelle zone è il primo che viene appunto asfaltato a scopi solo pedonali, vedremo come verrà fuori perché i lavori sono iniziati da poco. Ora diamo spazio ai nostri fan di Zwishenberg Channel in questa nuova rubrica che farà vedere cosa i nostri fan ci copiano del nostro telegiornale sul web. Ecco, voi il primo video, questo video l'abbiamo spezzettato in 2 parti perché appunto era troppo lungo per farvelo vedere tutto oggi, ma godetevelo, è stato girato dall'Australia con l'ausilio appunto di Zwishenberg Channel. Che fai? Edizione speciale Zwishenberg Channel. C'è un incendio. Non so cosa dire però è strano, ecco. E tutto qui, siamo in Australia. Questo sono io. Sono io, cioè. Stai parlando E basta. E eccoci adesso al meteo, come avete visto appunto siamo entrati in autunno, ma il bel tempo sembra ancora un po' reggere, almeno per adesso, a differenza di quest'estate, però prossimamente ovviamente arriveranno le piogge perché è la stagione. Nei prossimi giorni, come dice il meteo, appunto dovrebbe esserci sole, vedremo. Io non mi affido troppo a queste cose, il consiglio sempre migliore è quello di guardare fuori dalla finestra alla mattina. Bene, con questo io ho concluso, se vi è piaciuta questa edizione potete come al solito commentarla, segnalare un mi piace. Noi ci rivediamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre qui su Zwishenberg Channel, ore 19:30.